100 milioni di bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Potrebbe essere questo il primo traguardo importante della presidenza Bortolomeol, che ha presentato i dati aggiornati sulle vendite oltre alle previsioni per la prossima vendemmia, che verso Conegliano inizierà il 15 settembre, mentre verso Valdobbiadene si parla di fine mese. Siamo a circa 64 milioni di bottiglie ad oggi certificate e questo significa che nel 2021, se facciamo un confronto del mese di agosto sul mese di agosto, abbiamo un risultato che si equivale a un più 37% in crescita nelle certificazioni. Per quanto invece riguarda i primi 8 mesi, il dato è sempre molto positivo perché è attorno al 16%. È da questi dati che si prevede lo sfondamento del muro dei 100 milioni, grazie anche allo sblocco a giugno delle riserve vendemmiali del 2020. Ma l'era Bortolomeol, alla guida della DOCG del vino più venduto al mondo, si vuole caratterizzare anche per l'impegno ad una maggiore sostenibilità ambientale delle aziende, al punto da lanciare una sorta di Green Pass per poter appartenere al Consorzio Superiore. L'ho detto in extremis, però ripeto, io credo molto nel cambio di mentalità di tutti i nostri viticoltori, di tutti i nostri produttori, e su questo credo che a breve ci sarà sicuramente una grande responsabilità messa in campo. Un versante dove il Consorzio ha raccolto l'appello del Vescovo di Vittorio Veneto, lanciando a sua volta un messaggio ai sindaci. Il rispetto delle regole per noi è sempre molto importante, la denominazione si è data una stretta su queste regole e cerca la collaborazione con le amministrazioni locali che deve essere proprio un motivo di orgoglio dobbiamo anche essere in grado di condannare i comportamenti dannosi.